Rispetto agli altri paesi del mondo, in Italia e nel Veneto abbiamo inventato questa cosa un po' particolare, cioè il plasma dei donatori viene inviato all'industria per produrre farmaci per gli ammalati, piuttosto che comprarli in commercio. E oggi con questa difficoltà e con la pandemia alcuni paesi e i produttori sono tutti internazionali, Stati Uniti in primis, rischiamo di non avere plasma derivati per gli ammalati. Aver inventato il conto lavoro, che ovviamente viene prodotto gratuitamente, è un prodotto etico perché i plasma derivati provengono dai donatori che donano, come sapete, gratuitamente. Quindi rispetto al mondo questa è una nostra peculiarità e quindi di fronte anche a speculazioni che sono state fatte o comunque insomma a bufale che sono state dette che sul conto lavoro ci si specula, invece non è vero perché viene pagata solo la lavorazione in quanto tale e poi il plasma derivato viene messo a disposizione di tutti gli ammalati e anche compensato tra le varie regioni d'Italia, quindi è un prodotto sicuro ed è un'invenzione che il Veneto ha fatto a favore di tutti quanti, quindi il plasma che serve non solo per essere dato immediatamente agli ammalati che ne hanno bisogno, ma anche per produrre quei plasma derivati che sono salvavita poi.